Il Consiglio di Stato, con sentenza numero 1396, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, rigettando i ricorsi in appello presentati dall'amministrazione comunale e dal WWF, che chiedevano che venissero riconosciuti da un lato l'abuso edilizio del deposito di GPL in Val d'Ario a Chioggia e dall'altro l'assenza di titolo paesaggistico da parte della Commissione di salvaguardia di Venezia, come prevede la legge speciale del 1973. Il decreto interministeriale, firmato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero per le Infrastrutture nel 2015, che è stato ritenuto includere qualsiasi autorizzazione, andava all'epoca impugnato entro i termini previsti per il suo annullamento, commentano il sindaco Alessandro Ferro e il suo vice Marco Veronese. Non ci daremo per vinti e valuteremo a breve con l'avvocatura le prossime iniziative da intraprendere, tenendo conto di questi sviluppi. Poco prima delle ore 3:30 la scorsa notte, il peschereccio Stefania T ha urtato a meno di 3 miglia al largo delle bocche del porto di Chioggia il relitto della nave cargo Hala B, andata a fuoco 2 sere fa. L'impatto è avvenuto di striscio e ha provocato ingenti danni alla barca, nell'ordine delle migliaia di euro, tra cui la rottura del cavalletto di prua, anche se per fortuna inferiori rispetto ai primi rilievi notturni, e nessun ferito. Lo scafo ora è stato portato in cantiere a Pellestrina. Sono uscito in mare e non ho visto la nave, racconta l'armatore a Chioggia Azzurra, anche perché era completamente buio. Il relitto non era segnalato da alcuna luce. Ero per la mia strada, abbiamo incrociato nel gancio della Hala B che sostiene una fune. Al fine siamo stati graziati, avessimo impattato di prua, chissà i danni. Il radar non ha segnalato la nave, si vedeva solo che c'era un ostacolo, ma poi spariva all'orizzonte e pensavamo di averlo superato. Questa mattina il fatto è stato segnalato alla Capitaneria di Porto di Chioggia. L'azzeramento della cabina di regia nell'OGD, deciso dall'assessora Isabella Penzo, non poteva lasciare indifferente il presidente di Ascot, Giorgio Bellemo. Il vertice dell'associazione che aggrega i concessionari balneari parla apertamente di commissariamento da parte della Regione Veneto, che interviene nella gestione della destinazione turistica con il proprio dirigente Stefano Marchioro. Per certi versi va bene l'azzeramento, dice Bellemo, perché toglie un alibi a una gestione che non funzionava. Ma si pensava a una cabina di altra natura. Azzerare così invece è ipocrisia. L'amministrazione non è super partes nella questione, faccia pace con la propria intelligenza. Ascot rimarca il proprio contributo all'organizzazione, dai servizi di pronto soccorso in spiaggia agli stabilimenti diventati agibili anche dalle persone con disabilità. Lunedì scorso l'unanimità dei soci di ACUS, l'associazione tra i commercianti uniti per sottomarina, ha votato lo scioglimento del consesso per mancato raggiungimento dei propri obiettivi sociali. Ideata un paio di anni fa con lo scopo di promuovere i negozi del centro litoraneo, ACUS ha organizzato nel tempo almeno una decina di iniziative pubbliche d'estate, in autunno e a Natale, fra Piazza Europa, Piazza Italia e Via Veneto, con la pedonalizzazione delle strade, musica e spettacoli anche per bambini. Lo scopo era fare qualcosa assieme, racconta Fabio Scarpa del Caffè degli Artisti al microfono di Chioggia Azzurra. Volevamo portare la tradizione dei patronati di campagna, dove il sabato e la domenica le persone si mobilitano per dar vita a diverse attività, ma ci siamo trovati a dover constatare di non avere una struttura come altri enti, né fondi dallo Stato, lavorando gratuitamente ai progetti. Scarpa è amaro nei confronti della situazione del commercio sottomarino. Con sole 3 persone operative non è possibile portare avanti le manifestazioni, bisognerebbe investire in risorse umane, ma i negozi sono già in crisi per l'impatto dei centri commerciali e degli acquisti online. Non possiamo quindi gettare il sangue anche per pagare le iniziative, quando avere un negozio non rende più a livello economico e la cosa si ripercuote anche nel valore immobiliare crollato. Prende il via oggi la settimana più calda per il carnevale cittadino. Il cartellone Colori di Carnevale prevede dalle ore 15:30 in Corso del Popolo il carrozzone magico,
con il suo carico di trampolieri, giocolieri, clown e maghi per la sorpresa dei più piccoli, che domani mattina daranno vita dalle ore 10 alla gran sfilata di carnevali lungo la piazza, assieme ai gruppi mascherati di ogni scuola. Anche quest'anno intanto, come i due passati, non è venuto meno l'entusiasmo di Laura Doria e della sua famiglia di ripetere l'iniziativa a donare un sorriso, in costume da clown all'ospedale di Chioggia, nelle strutture di ricovero, di assistenza e nei centri per persone diversamente abili presenti in città, oltre alla presenza nella festa di carnevale organizzata per i bambini della parrocchia Beata Vergine della Navicella, in programma sabato 2 marzo al patronato San Francesco. A Laura e ai suoi cari si sono aggiunte altre persone di varietà, alcune delle quali suoneranno strumenti musicali. Laura Doria e i suoi hanno acquistato altri 3 abiti da clown, così se a qualcuno piacesse l'idea di partecipare può unirsi volentieri all'iniziativa. Sono convinta, ha detto l'attivista, che la maggior parte delle persone sono positive verso la solidarietà, ma sono frenate da alcune paure che si vincono solo dopo aver visto la gioia negli occhi delle persone. Basta quindi solo avere il coraggio di buttarsi senza pensarci troppo. Ciao ragazzi, sono Metal Gabi in questo nuovo video di Meteo Brollo. Tra un po' il Meteo Brollo dirà le previsioni del meteo, ma vi ricordo, polliciate, commentate, ma soprattutto iscrivetevi. Ciao a tutti amici di Network Azzurra e Meteo Brollo. Prima di iniziare volevo calorosamente salutare e ringraziare il plesso scolastico della Galileo Galilei di Sottomarina per la bellissima giornata che mi ha dedicato ieri con tutti i ragazzi delle seconde medie. Grazie a tutti. Dunque un'alta pressione ancora in grande spolvero, quella che ci attende oggi e per le prossime circa 24 ore, proprio perché rimonta in selle naturalmente ci dedicherà un giovedì ancora all'altezza, con temperature che sfioriranno i 17-18 gradi pure oggi. C'è da dire anche che ieri è stata una giornata veramente molto calda, pensate che nella pedemontana veneta e soprattutto in quella friulana abbiamo toccato cifre tra i 23 e i 26 gradi di temperatura, quindi temperature ben al di là delle medie e quasi vicine alle medie stagionali del mese di maggio, veramente una cosa eccessiva. Dunque una giornata che si appresta ad essere quasi come di ieri, a parte delle velature in transito abbastanza innocue, ma da ovest lentamente qualcosa sta cambiando. Una perturbazione comunque poco attiva, ma qualcosa farà per venerdì. Quindi da ovest piano piano con correnti da ovest porterà questo ammasso nuvoloso a valicare le Alpi e a portarsi sulla pianura padana, ma causando ben pochi effetti, a parte qualche piovasco, soprattutto nella pianura centro-orientale, quindi nelle nostre zone, ma si tratterà di pochi millimetri abbastanza sparsi, non diffusi. Poi lentamente la giornata si concluderà con cieli che via via saranno positivi, quindi puliti, già sabato un miglioramento effettivo del tempo e avremo un weekend molto probabilmente ancora primaverile con temperature tra i 15 e i 17 gradi, quindi veramente molto miti. Dopodiché qualcosa si intravede, ma naturalmente è ancora un po' prematuro. Vi ringrazio e vi saluto, ci sentiamo domani.